Torna il terrore, con 2 attacchi a migliaia di chilometri di distanza a poche ore l'uno dall'altro. Edmonton in Canada, Marsiglia in Francia sono stati gli scenari di 2 nuovi atti terroristici di matrice islamica. Nella cittadina canadese un'auto è piombata su alcuni passanti, 5 le persone rimaste ferite, arrestato il responsabile. Nell'auto sarebbe stata trovata una bandiera dell'ISIS, ISIS che poche ore più tardi rivendicherà l'attentato davanti alla stazione di Marsiglia con 2 cugine ventenni accoltellate da un tunisino che ha prima colpito una delle 2 ragazze, poi si è allontanato e dopo pochi passi è ritornato indietro colpendo mortalmente l'altra giovane. L'uomo, senza fissa dimora, è stato ucciso dalla polizia francese. Il nordafricano durante l'attentato avrebbe urlato Allah Akbar, grido oramai diventato un marchio degli attentatori. Basta, è troppo questo, ogni giorno sentiamo parlare del terrorismo islamico, l'Islam non chiama al terrore, queste persone sono fanatici, queste persone sono senza religione e senza fede. Lo sfogo del presidente della Federazione regionale islamica è quella di tanti altri musulmani che vogliono ribadire come i terroristi non abbiano nulla a che fare con la loro religione. Queste persone fanno male anche a noi come musulmani, perché la gente quando sente parlare dicono tutti i musulmani sono così e noi siamo qui, i musulmani d'Europa sono come siamo fossi un fiume a 2 lati, prendiamo schiaffi da questi terroristi e delle persone che hanno pregiudizi verso i musulmani. Boucheib poi lancia un messaggio ai responsabili dei centri culturali islamici. Bisogna dirle e spiegarle che queste cose bisogna che loro scendono nelle piazze e dire no, ma loro sono lì ma qua no, assolutamente no. Noi la gente ci vede come responsabili e dobbiamo scendere tutti nelle piazze a dire no a questi terroristici.